A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Questa sera parleremo di Borgo Stazione, ma lo faremo in maniera un po' diversa dal solito, andando un po' oltre quelli che sono i luoghi comuni, senza nascondere la realtà, le difficoltà, i problemi che sicuramente il quartiere affronta, ma appunto cercando anche di guardare a questa parte del capoluogo friulano con un occhio diverso, in particolare con l'occhio di chi ci vive, di chi ci lavora. Ci sono sicuramente tanti stranieri, ma ci sono anche tanti italiani che continuano comunque a rappresentare la maggioranza dei residenti. Io direi di cominciare subito, prima di andare dai nostri ospiti, con le immagini che abbiamo girato proprio questa mattina in Borgo Stazione, o per meglio dire nel quartiere delle Magnolie, che si apprestano a dare il meglio di loro proprio in questo periodo. Magnolie in fiore, ecco qui vediamo anche un bel nido su questo albero. Insomma, per tanti anni si è parlato di quartiere delle Magnolie, qualcuno preferisce ancora che venga denominato così. Qui vediamo anche la presenza dell'esercito con la quale insomma abbiamo in qualche maniera preso confidenza, questa camionetta che gira nel quartiere, che è diventata ormai una presenza fissa e costante, la stazione dei treni, via Roma con tutte le sue attività. Qualche prova generale di primavera, nonostante poi il tempaccio anche di oggi. Insomma, questi alberi in fiore sono un po', ecco, la premessa del ragionamento che facciamo questa sera, un ragionamento che facciamo in vista di un appuntamento, di una vera e propria festa per Borgo Stazione, in Borgo Stazione, che sarà celebrata tempo permettendo sabato prossimo, dalla mattina e poi nell'arco di tutta la giornata. Dico tempo permettendo perché nel caso in cui dovesse piovere tutto è rimandato al 16, ma insomma speriamo che si possa fare già sabato questo. Vado a presentarvi gli ospiti con i quali parleremo questa sera. Un saluto e un ringraziamento per essere in studio con noi al vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a voi. Grazie allora per la presenza, un saluto e un ringraziamento anche a Francesca Laudicina, consigliere comunale di Udine della Lega. Buonasera, grazie per essere con noi. Un saluto e un ringraziamento particolare va a Marco Orioles. Buonasera e ben ritrovato Marco, che è un po' l'anima, se vogliamo, l'ispiratore di questa trasmissione. Ci ha giustamente segnalato questa iniziativa di sabato e per lanciarla in qualche maniera, per ingolosire la cittadinanza, ma non solo, perché è una festa aperta a tutti, abbiamo pensato di organizzare questo approfondimento. Peraltro Marco Orioles, sociologo e grande conoscitore di questo quartiere e anche di chi lo popola, ha realizzato per noi dei contributi che ci aiuteranno insomma a entrare un po' nel vivo non solo dell'iniziativa di sabato, ma ci aiuteranno veramente a respirare l'atmosfera di questo quartiere. Quindi un grazie particolare a Marco Orioles. E poi in rappresentanza delle comunità che scopriremo sono davvero tanti, c'è lo spoiler già nel titolo di questa puntata, alcuni rappresentanti delle comunità straniere che vivono nel quartiere. Allora un saluto a Saul Solorzano, buonasera, grazie per essere con noi. Grazie. Presidente dell'Associazione Latinos di tutto il mondo, grazie per essere con noi. Un saluto e un ringraziamento anche a Vittoria Schiba, Presidente dell'Associazione Ucraina Friuli. Grazie anche a lei per la presenza. Allora io direi, prima di entrare nel vivo e di parlare con i nostri ospiti, di partire subito con il primo contributo che ci porta veramente dentro Borgo Stazione, anche con alcuni numeri che la dicono lunga. Andiamo a vedere. La moschea, anzi due perché ce n'è anche un'altra dietro i binari, non è l'unico elemento peculiare di questo quartiere di Udine, che tutti chiamano Borgo Stazione, anche se un tempo questo era il glorioso quartiere delle Magnolie. Le famose Magnolie di via Roma, che puntualmente sono cominciate a fiorire a metà febbraio. Come questi si siano un po' montati la testa. Ti prego, riprendi un attimo lui, dimmi se non sembra un divo di Cinecittà o di Hollywood.
E in effetti, oltre alle moschee e alle forze armate che sorvegliano il quartiere 24 ore su 24, la caratteristica chiave di questa zona di Udine è che qui di italiani se ne vedono pochini, mentre su questi marciapiedi si affacciano le culture di tutti i continenti. Ma questo è soprattutto un quartiere i cui residenti, per quasi il 40%, sono stranieri. I dati ce li ha messi a disposizione l'unità statistica del comune di Udine e saranno presentati alla festa in programma il 9 marzo proprio nel quartiere. Ma noi non abbiamo resistito alla tentazione di mostrarli immediatamente ai residenti e in particolare a Carmen. Viale Europa Unita, 277 stranieri, 207 italiani, 57% di stranieri. Via Leopardi Rossetto 247 e italiani 206. In via Roma sono uguali, 125 e 125. Via Roma sono 50-50. E per conoscere tutte le bandiere che sventolano in questo quartiere multietnico e dunque la graduatoria, abbiamo mostrato il nostro grafico niente meno che a un imam. Il primo gruppo è Ghana, Poi? il Pakistan, poi c'è la Cina, il Bangladesh, Romania, Ucraina, Nigeria, Filippine, Georgia, Marocco, Albania, India, Afghanistan, Colombia, Benin, Croazia, Egitto, Kosovo, Repubblica Dominicana, Senegal, Serbia, Camerun, Algeria, Costa d'Avorio, Eritrea, Togo. In verità l'elenco letto da Mohammed Ajib comprende solo i gruppi con almeno 5 persone. Comunque sono tantissime. Mamma mia, Ghana, 94 ghanesi 94 ghanesi. e pakistani 86. Secondo me è più. No, questi sono i dati del comune. E la Cina 85, egiziani, senegalesi, camerunesi, algerini. Poi gira il foglio. Dove? Dietro? Dietro, sì. C'è un altro? Sì, c'è un altro. Ancora? Abbiamo tutto quello popolo lì poi? Allora, c'è liberiani. Gli ultimi sono? Sono americani. C'è Cuba c'è 2 persone a un borgo di stazione. Allora, l'Italia vince sul Ghana, mentre Burles, Burtone e Orioles sono ultimi. Ecco, allora grazie a Marco Orioles per averci fatto entrare nell'atmosfera di Borgo Stazione. Allora partirei subito dal vice sindaco Venanzi, insomma numeri che visti, scritti così, danno veramente l'idea di un quartiere multiculturale. Probabilmente ecco, soffermarsi su questi numeri, su tutte le nazioni rappresentate lì, fa un po' effetto. Sono numeri che chiaramente fotografano una situazione attuale e fanno capire che dovremmo invertire, un po' come è stata impostata stasera la trasmissione, invertire il ragionamento, cioè dalla diversità creare un'opportunità. Ecco, fino ad oggi probabilmente tutti noi abbiamo ragionato semplicemente alla diversità come un limite. La diversità è un'opportunità, è chiaro che ci vuole chiarezza nei percorsi, ma ci vuole anche un lavoro strutturale fatto dalle istituzioni, dalle associazioni e dalle persone. Bisogna conoscersi, verrebbe da dire, perché probabilmente non tutti conoscono questi dati e molti vivono del racconto di altri piuttosto che non della conoscenza diretta di questa zona della città. Io credo che Marco stia facendo in questi anni un lavoro straordinario, sostituendosi talvolta alla presenza delle istituzioni, e credo che moltissime associazioni, ne abbiamo alcune qui oggi stasera in trasmissione, ma moltissime associazioni facciano un lavoro nel quartiere straordinario. Ecco, manca ancora qualcosa per riuscire a fare il salto di qualità.
Vado da Francesca Laudicina e parto anche in questo caso, insomma, dai numeri di questo quartiere. Anche la precedente amministrazione, guidata dal sindaco Fontanini, insomma, si era interrogata, no, su un rapporto diverso tra la città e questo quartiere. La giunta si era organizzata, no, per andare a mangiare in via Roma con l'idea appunto di evitare che questo diventi un ghetto separato, isolato dal resto della città. C'è da dire questo, che credo che qualsiasi amministratore, insomma, con un po' di mente aperta non voglia assolutamente che nessun quartiere diventi un ghetto della propria città, men che meno un quartiere che è praticamente adiacente al centro e che diciamo, nei tempi che furono era anche un quartiere, diciamo, d'élite, perché lì ci sono condomini, diciamo, no, di architetti anche, insomma, famosissimi ed erano abitati dalle famiglie più benestanti della città. Ma il problema secondo me non sta nel melting pot che troviamo lì e nemmeno nei residenti e nemmeno nei commercianti che lavorano all'interno del quartiere delle Magnolie. Anch'io odio chiamarlo Borgo Stazione perché è veramente, cioè, riduttivo e anche abbastanza triste. Effettivamente peccato che le Magnolie fioriscono poche volte, ma insomma comunque anche a me piace chiamarlo quartiere delle Magnolie. Io credo che la città sia abbastanza aperta, cioè sufficientemente aperta nei confronti di coloro che abitano, che sono i residenti di quella zona. Il problema, quello che crea più che altro nei cittadini, è quel sottobosco che non si riesce a governare e che diciamo a certe ore crea disagio, crea timore. Sono gli stessi residenti del quartiere delle Magnolie che lo riferiscono, e che quindi ci sia questo fenomeno che non si riesce a governare. Ma sulla vitalità del quartiere, sulla anche bellezza del quartiere, nel senso che comunque si trovano locali di ogni tipo, attività di ogni tipo, quindi insomma la ricchezza di questo quartiere, io credo che questo sia un valore aggiunto per il quartiere delle Magnolie. Il problema è riuscire, come diceva anche il vice sindaco, a trovare una via di scambio, perché al momento diciamo, il quartiere viene più ricordato per quello che c'è, diciamo appunto questo sottobosco che si muove in maniera strana e che crea più disagio, e piuttosto che invece per la bellezza e per la ricchezza culturale dello stesso quartiere. Sappiamo comunque, insomma, cioè, io sono entrata, non ci avevo mai parlato, però gli ho detto riconosco il volto, quindi voglio dire, so benissimo il lavoro che sta facendo, so benissimo l'importanza del suo lavoro e anche naturalmente quello delle associazioni. Come diceva il vice sindaco, il problema è riuscire in qualche maniera a governare quello che non rappresenta ricchezza, ma quello che rischia quel fenomeno che rischia di rovinare invece, diciamo, il vivere tranquillo e sereno all'interno di quel quartiere, e portare e riavvicinare, no, appunto, diciamo, i residenti, diciamo, del quartiere delle Magnolie verso il centro. Ecco. Vado da Marco Orioles rapidamente, poi avremo modo di tornarci, c'è la pubblicità che incombe. Lo spirito dell'iniziativa di sabato, anche a fronte di quello che abbiamo appena sentito, qual è? Che obiettivo ha questa festa in Borgo Stazione o nel quartiere delle Magnolie? Certo, noi, per citare la consigliera che ringrazio delle belle parole, noi partiamo anche dal sottobosco, per inciso stiamo parlando di alcuni angoli di questo quartiere straordinario di cui non si è mai parlato in questi anni, si è parlato solo di telecamere, cani antidroga, risse, queste cose qui che ci sono, nessuno le nasconde, ma in realtà là dentro c'è un crogiolo di 64 mondi che avranno una vetrina in questa festa che abbiamo organizzato apposta in un'occasione bellissima come la fioritura delle Magnolie, per raccontare con le voci degli stessi protagonisti, cioè le comunità, questo borgo mondo, questa comunità di 64 bandiere che sventolano all'unisono, in cui i commercianti, i residenti per anni sono stati assediati da provvedimenti tipo anti-alcol, zone rosse, è uscito fuori un po' di tutto e questa gente ha subito provvedimenti che hanno anche danneggiato i bilanci economici, bar chiusi per settimane,
queste cose qui. Ecco, gente, io le conosco, tutti ci parlo, perché io mi sveglio alle 4 e alle 5 vado a bere il caffè in quel quartiere. Ecco, comunque la festa con i commercianti, con lo stesso barista con cui barista cinese che per la prima volta credo in questa città collabora a una festa della città, e in questo, ripeto, in cui ci sarà la vetrina di questo crogiolo, e noi partiamo dal bar dove a un metro c'è stato un episodio che ha coinvolto anche me, con queste persone proprio che fanno attività borderline. Uno di questi mi ha sputato in faccia, non l'ho denunciato, noi puntiamo, grazie a Alessandro, vice sindaco, per ricordarti che un po' mi sostituisco a cose che ancora non ci sono e speriamo vengano. Diciamo, io non solo non lo denuncio, ma punto a fare in modo che ci sia alla festa questa persona, perché questo è il messaggio che Udine mi ha insegnato 51 anni fa, quando sono nato, e per tutta la vita accogliendomi nelle sue scuole, dove gli insegnanti, io spero, me li ricordo tutti con affetto, e integrano tutti in questa città. E questo bar dove Marco fa colazione, e non è il solo, la mattina presto, in questo bar entreremo dopo la pubblicità, continuando il nostro viaggio alla scoperta di Borgo Stazione. A tra poco. Borgo Stazione, il quartiere delle Magnoli, è protagonista di questa puntata di Elettroshock. Abbiamo sentito in questa prima parte di trasmissione, abbiamo parlato di questa iniziativa programmata per sabato prossimo, che ha insomma proprio l'obiettivo di andare oltre i luoghi comuni che riguardano questa zona della città, per farla scoprire in qualche maniera con occhi nuovi. Abbiamo Marco Orioles, lo ha chiamato Borgo Mondo, sottolineando, e abbiamo visto in apertura di trasmissione anche alcuni numeri sulla presenza e sulla provenienza degli stranieri in questo quartiere. Borgo Mondo, insomma, un crogiolo di popoli che rappresentano di fatto tutti e 5 i continenti. Allora andiamo a sentire anche la voce delle comunità straniere che vivono, lavorano in questo quartiere, in questa città. Partiamo da Saul Solarzano. Intanto le chiedo di raccontarci un po' la sua storia, quando è arrivato a Udine, perché? Buonasera e grazie per questo invito. Allora, io sono arrivato a Udine nel 2003. Originario di? Originario dalla Colombia. Dalla Colombia la vita ci gira, ho passato un po' altre nazioni europee, sono arrivato qui, sono mediatore culturale e anche operatore sociosanitario. Quando sono arrivato a Udine ho visto la necessità di sapere cosa si doveva fare per una colonia latinoamericana e colombiana. Ecco, che è una, voglio dire, una presenza importante sì, anagraficamente il numero, la colombiana, siamo quasi 290, dopo viene una Repubblica Dominicana, dopo viene una cubana, e così peruviana, equatoriana, no? E lì ho visto nel passo degli anni, del tempo, che si doveva fare qualcuna cosa. Perché? Perché ho pensato a una prima e seconda generazione non solo dei nostri bambini o ragazzi latinoamericani, sino ai bambini e ragazzi di tutte le nazioni del mondo. Come vedete voi e vivete Borgo Stazione, e che cosa ne pensate dell'immagine che gli altri, vorrei dire i più, hanno di questo quartiere della città? Penso che lì è il dunque, penso che lì è dove si deve lavorare, perché Borgo Stazione si deve capire che è il centro e il cuore di una città come Udine, e lì e l'udinese devono capire che ormai Udine è diventata multiculturale, come le grandi città del mondo. Se vuole lavorare in questo senso, penso che si arriverebbe a creare, quando si parla di una Udine come una città culturale, una città per il mondo, si dovrebbe tenere in conto che se si fa un tessuto sociale con queste 64 nazioni che fanno parte non solo di Borgo Stazione, se non fanno parte di un tessuto sociale e culturale anche in una prima e seconda generazione di diversi quartieri di Udine, con un cuore come Borgo Stazione, sicuramente si arriverebbe a un linguaggio di comunicazione, e si potrebbe fare il dire no all'esercito e ai poliziotti che la circondano e che
fanno un po' anche di paura a certe persone che girano in Borgo Stazione e che non vogliono visitare Borgo Stazione per questo. Diceva prima la consigliera Laudicina, faceva riferimento a questo sottobosco che intimorisce la popolazione residente, ma che rappresenta anche un problema per chi in Borgo Stazione, straniero o italiano che sia, lavora e lavora quotidianamente. C'è da lavorare anche lì, e come, che idea vi siete fatti su questo? Io penso che è un evento che in passato l'ho visto, perché non l'ho vissuto una volta, che lo parlava anche il vice sindaco, anche la consigliera, parlavano dell'evento delle Magnolie. Penso che l'evento delle Magnolie, che parte da via Roma, era un incontro dove si poteva riflettere e trovarci per capire la problematica e riuscire in un insieme a vedere cosa si può fare. Allora io penso che se questo si crea in una pedagogia sociale dei quartieri e se inserisci a tutta una popolazione, che sono i bambini che devono pensare, i ragazzi del quartiere che devono pensare, le persone adulte, italiani o non italiani, che fanno parte di questi quartieri, di tutta la città, e coinvolgere questo in un primo evento come pretesto delle Magnolie e altre cose che si devono fare all'interno del quartiere, sicuramente le cose miglioreranno. Vorrei sentire su questo anche Vittoria Schiba, che appunto, intanto anche a lei chiedo insomma, la sua storia, peraltro l'abbiamo conosciuta, abbiamo raccontato del suo impegno in relazione al conflitto in Ucraina e tutto quanto è stato fatto su questo territorio per poter in qualche maniera dare un aiuto al suo paese. Lei quando è arrivata qui? Io sono arrivata in Italia più di 20 anni fa, non vivo a Udine, però per la comunità ucraina, a parte tanti residenti che sono lì in questa zona, è un punto di ritrovo culturale, perché da più di 10 anni la nostra associazione collabora con Parrocchia Madonna del Carmine, dove si svolgono le nostre attività culturali. Perciò più di 10 anni facciamo la nostra festa di Natale, e da 10 anni che partecipiamo proprio dall'inizio della Festa dei Popoli organizzata dalla Parrocchia del Carmine, che è un evento molto bello non solo quando si svolge, ma quando si prepara questi incontri tra varie comunità dei migranti. Quando pensiamo il programma, pensiamo il tema di fotomostra, è proprio quel momento di conoscersi e ci rende più partecipi e dopo dà un bel risultato, perché poi quando ci conosciamo per la strada e ci salutiamo, e quello aiuta anche alla integrazione tra i vari migranti, perché non solo parliamo dell'integrazione tra italiani e immigranti, ma anche tra i migranti stessi, soprattutto in questo quartiere che è così variegato. E Festa delle Magnolie è veramente una bella idea che aiuterà a conoscersi tra le varie comunità. E questo insomma mi sembra sia un po' il filo conduttore, questo momento di incontro, di festa, di confronto, insomma può fare la differenza. Io direi di andare a vedere il prossimo contributo realizzato da Marco Orioles, l'abbiamo detto prima, le attività commerciali di questa zona e poi il caffè di primissimo mattino che sorseggia non solo Marco Orioles ma anche altri cittadini. Andiamo a vedere. Anche quando l'alba non è ancora spuntata, non sei mai solo in Borgo Stazione, non solo perché c'è l'esercito a pattugliare queste vie, ma soprattutto perché qui, sin dalle 5:30, apre il bar di Kai il cinese. Ciao. Kai è una persona molto discreta e parla poco la nostra lingua, ma sa farsi capire benissimo da una clientela di mezzo mondo. Ed è anche questo il nuovo volto del commercio in questo quartiere che non dorme mai e dove lui e il figlio Kai Fan Fang sono disponibili 365 giorni l'anno.
Quella che non si può chiamare sostituzione etnica è di fatto già avvenuta e da tempo proprio in Viale Leopardi, dove i commercianti italiani si contano ormai sulle dita di una mano. Ma il quotidiano che arriva puntuale qui ogni giorno appena dopo l'apertura segna una profonda connessione con questa città, anche se magari con i suoi lati, di cui non sempre parliamo con la sufficiente attenzione e che forse sfuggono a molti. In albanese mirdita, in italiano buongiorno. Stamattina ho fatto tardi, però sono arrivato. Maddaloni Caserta. Cosa fai qua a Udine? Sto cercando lavoro come cuoco. Una storia ancora tutta da raccontare, quella del commercio nel quartiere della Stazione, dove già negli anni 90 arrivarono i primi commercianti stranieri. E proprio arabi sono i barbieri che numerosissimi sorgono intorno alla zona di Via Roma. Ciao Marco, salam alaikum. Io sono qua da 2015. Anche tanti italiani? Tutti. Ecco, come questa macchinetta, si chiama Babyliss Pro. L'UOL, che era americana, no? Però di materiali professionali, no? Prima mano con la lama e dopo usiamo questa, così non mi irrita il pelle, no? E quindi qui si raccolgono le offerte per la moschea? Una settimana, una decina di giorni arriva Ramadan. Quindi alcune persone che non hanno le famiglie, non hanno moglie a casa. Coniugare solidarietà e commercio, la missione di questa comunità di esercenti stranieri di un quartiere in cui però i problemi sono numerosi e lo sono stati ancora di più nel recente passato, quando proprio su queste strade e su questi marciapiedi insistevano addirittura piccole bande poi sgominate di spacciatori. Droga, sesso e rock and roll. Gigi queste cose le conosce personalmente perché lui ha non uno ma 2 locali in Via Roma ed era lui stesso ogni santo giorno a invitare quei ragazzi ad allontanarsi. Ma da quell'ormai lontano 2019 segnato dall'operazione Magnolia ordinata dalla Questura e la Procura, le cose sono cambiate radicalmente. Qui su entrambi i locali c'era lo spaccio, anzi proprio qua dove siamo ora, lo Starbucks, essendo una zona di passaggio via Roma dove c'è la stazione, qui abbiamo 2 stazioni, la stazione dei corrieri e la stazione dei treni. Con l'occasione di sabato 9 marzo vi invito a venire qui a Borgomondo, qui in via Roma, ad accertarvi coi vostri occhi che le cose sono cambiate. Non ascoltate solo le parole degli altri, venite voi stessi, perché chi meglio di voi può sapere come sono le cose. E tornate le famiglie, anche a fare le passeggiate nel pomeriggio, vengono qua. Vi invito a fare quello che ho fatto io e tanti altri imprenditori, grossi imprenditori. Venite qui a investire in Borgomondo. E allora, Vice Sindaco, può davvero essere un'occasione quella di sabato prossimo per intessere nuove relazioni e non per solo parlare, ma anche fare concretamente integrazione? Ma guarda, io sono particolarmente legato a questo quartiere non solo perché oggi ho un ruolo pubblico, ma sono legato perché frequentando il Carmine da bambino, da ragazzino, lo citava prima la Presidente, frequentando quel quartiere ho vissuto il cambio, no, di alcune proprietà, di attività commerciali, quindi gli anni 90 io li ho vissuti in maniera consapevole, avendo un'età sufficientemente adeguata per comprendere alcuni mutamenti. Ed è chiaro che oggi e stasera stiamo facendo una narrazione diversa rispetto a quella che solitamente ci piace fare. Fa molto bene lui Germano, che è l'imprenditore che abbiamo visto per ultimo, a parlare bene di questo luogo. Ma non lo fa evidentemente perché tutto va bene, lo fa perché se noi incominciamo ad invertire la narrazione, probabilmente alcuni meccanismi che oggi vediamo che ostacolano dei percorsi si possono modificare. Allora, su questo quartiere è evidente che si deve fare un ragionamento molto ampio, perché in ogni città c'è un quartiere del genere, un po' più multietnico rispetto ad altri. Udine lo ha vissuto con un po' di respingimento, però oggi deve fare i conti con quella zona, deve fare i conti anche con la straordinarietà e la bellezza della multiculturalità. Ci vogliono regole, ma ci vogliono opportunità. Noi abbiamo visto anche recentemente che lo spazio alla delinquenza tu lo togli con la socialità,
lo togli con l'aggregazione, lo togli riempendo gli spazi fisicamente che automaticamente tolgono spazio ad altri. Mettiamo la brava gente per la strada, ben venga una festa delle Magnolie, e togliamo la gente un po' meno brava che va in quel quartiere lì per fare altre cose, che non è lavorare, che non è incontrare un amico, che non è fare attività sociale. Dobbiamo fare un lavoro tutti assieme, non è facile, bacchette magiche non le ha nessuno. Lo strumento repressivo ha una funzionalità se c'è un obiettivo nel brevissimo termine. Il grande lavoro da fare è avere una strategia a medio termine che cambia davvero le cose in quel quartiere lì. Ci fermiamo, facciamo una pausa per la pubblicità, poi magari ci chiederemo anche se quella camionetta dell'esercito che adesso vediamo, che è stata richiesta dai cittadini e che è stata, diciamo, una risposta, anche se tutti hanno sempre sottolineato che non è la presenza dell'esercito che può risolvere il problema e che quella non è appunto una bacchetta magica, però possiamo immaginare un futuro di Borgo Stazione, ma non solo di Borgo Stazione, senza questa presenza. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme con Elettroshock. Allora, riparto con la consigliera Francesca Laudicina per riprendere un po' un concetto. Ci diceva Saul Solorzano, parlava di pedagogia sociale di quartiere, che credo che sia un bel concetto, un bel messaggio. Il tema dell'integrazione è fondamentale. Adesso si parla di seconda, terza generazione. Ci sono tanti figli di stranieri che sono nati in città, ma non è sufficiente nascere in città per potersi sentire o essere veramente integrati. C'è la necessità di fare un percorso che deve tener conto di una realtà che è diversa rispetto a quella di tanti anni fa. Certo, altro che poi, lo dico anche da professoressa, nel senso che faccio una seconda vita, sono anche un insegnante, sono in una scuola dove comunque diciamo è divisa tra istituto professionale e tecnico, e spesso questi ragazzi scelgono la strada dell'istituto professionale perché comunque insomma magari questo gli permette poi di avere finito diciamo i 5 anni di scuola già in mano diciamo magari tra virgolette un mestiere, quindi conosco i ragazzi di seconda generazione molto bene e diciamo che molti di loro, cioè, è chiaro, magari tratti somatici, voglio dire, ma molti di loro non sono per niente differenti, diciamo, permettetemi, cioè dai nostri ragazzini, diciamo, quelli che sono nati qui, da famiglie, insomma, italiane da generazioni. Altri di loro, invece, insomma, ma come tendo sempre a dire, diciamo, è un problema generalizzato della gioventù attuale, no? Che comunque hanno dei momenti di difficoltà, magari di applicazione nello studio, di comprensione, eccetera. Sicuramente ce ne hanno di più i ragazzi che arrivano, che non sono nati qui, ma che arrivano magari da altre nazioni. La nostra legislazione li inserisce nella stessa classe in base all'età e questo ovviamente li mette in seria difficoltà perché non sono in grado, magari non comprendono bene la lingua, eccetera. E magari non hanno, ecco, un supporto familiare che... Ecco, no, perché la scuola il supporto te lo dà, perché c'è, diciamo, ci sono i piani didattici personalizzati, eccetera, i corsi di italiano L2, però è chiaro che se tu parli italiano solo a scuola e magari a casa invece parli nella tua lingua, no, poi questo ovviamente ti crea delle difficoltà. Quindi quello che si diceva prima, sicuramente è un mondo diverso, è un mondo più vario e pedagogia sociale, è fondamentale la pedagogia sociale. Il problema è che comunque qui il problema di determinate problematiche comunque non è che le possiamo accantonare. La festa delle Magnolie è importantissima, può essere il primo, diciamo, la prima modalità da utilizzare per riavvicinare certi udinesi al quartiere, però ovviamente serve anche altro, serve sia l'azione momentanea che
ovviamente, che comunque da sola non può bastare, come l'azione di lungo periodo. L'azione momentanea, nel momento in cui i residenti, molti dei residenti, mi dispiace perché adesso, prima appunto il dottor Orioles ha detto voi avete bloccato le attività commerciali, voi avete fatto le ordinanze eccetera, però c'erano stati dei momenti di seria difficoltà ed erano gli stessi residenti che chiedevano supporto e aiuto, e la polizia locale, l'amministrazione non è che ha grandi strumenti, ha solo quella delle ordinanze, è vero, cioè dal punto di vista amministrativo per affrontare determinate problematiche urgenti, e una delle soluzioni che si era scelta era stata anche quella appunto di utilizzare le cosiddette strade sicure che da quello che ho capito, non vorrei sbagliarmi, comunque proseguirà ancora e addirittura, mi sembra di aver capito, verrà potenziata, quindi vuol dire che in questo momento si crede che anche quello strumento sia necessario per vivere meglio all'interno di quel quartiere. Certo, questa non è la soluzione, ma nessuno di noi ha mai pensato che questa potesse essere la soluzione, cioè deve essere un momento di passaggio, ma bisogna dare ascolto anche a coloro che manifestano il loro disagio e hanno bisogno di girare, di sentirsi sicuri, perché capiamoci, voi siete uomini di 40, 50, ecco, no? Però sorvolano. Però avete una capacità fisica nel caso che però quel quartiere lì è abitato anche da tantissimi anziani, i quali sono proprio quelli che si lamentano perché non si sentono sicuri, e sono quelli che ci dicono noi alle 5 del pomeriggio non usciamo più. Allora, se la presenza della forza pubblica può essere utile, per comunque dare anche loro questo senso di sicurezza percepita, no? Allora io dico questo strumento va seguito. Chiaro che sappiamo benissimo tutti che militarizzando il problema non si risolve, però comunque prima di arrivare a un quartiere rifiorito come tutti vorremmo, perché ne beneficeremo tutti, primi i residenti, ma tutti quanti, no? Voglio dire, ci sarà ancora il passaggio, secondo me sarà ancora un po' lungo, ecco, penso. Allora, l'abbiamo detto sin dall'inizio, non ha senso, è inutile ed è controproducente negare i problemi che esistono, ed è giusto segnalarli, è giusto adottare delle contromisure, anche perché, come diceva appunto l'Audicina, arrivano delle richieste d'aiuto proprio dagli stessi ecco, residenti. Non vanno ingigantiti, vanno assolutamente gestiti. Ecco, questi problemi non devono distogliere però la nostra attenzione da quello che funziona e dal bello che c'è in un quartiere. Poi certamente la misura tampone legata alla necessità di gestire un'urgenza, un'emergenza è importante, e poi dopo ci vuole tutto il resto che è altrettanto importante. Su questo sentiremo poi anche il vice sindaco, però adesso, visto che abbiamo citato la parrocchia della Madonna del Carmine, ecco, direi di ripartire da qui, perché a proposito di luoghi comuni e di racconti che poi ci entrano nelle orecchie e facciamo nostri, si parla spesso di Borgo Stazione e si cita la moschea o le moschee, dimenticandosi magari che qui c'è anche appunto la parrocchia del Carmine. Allora riprendiamo il racconto di Marco Orioles con il prossimo contributo. A forza di ripetere che nel quartiere della stazione di Udine ci sono 2 moschee, si finisce per dimenticare che proprio lì, e non da oggi ma da secoli, c'è una parrocchia. Anzi, la chiesa del Carmine è un punto di riferimento delle comunità immigrate di questo quartiere multietnico, e noi infatti andiamo dal parroco Don Giancarlo a mostrargli i dati sui residenti nel quartiere, da cui emerge che gli stranieri sono ormai maggioranza, anche se solo in alcune vie di Borgo Stazione. Ciao Marco! Che colori, Un mondo a colori. La chiesa del Carmine c'è il corpo, le spoglie mortali di un frate francescano che nel 1300 è andato in Cina. Oggi abbiamo come una specie di ricambio di visita con i cinesi che sono qui nella parrocchia e anche nel quartiere. Ecco, in Viale Leopardi 4 bar tutti cinesi. Quindi dal 1300
che coltiviamo relazioni. C'è tanta Europa, ci sono le badanti ucraine. Sì. Quando vado a trovare gli anziani, meno male che ci sono. Il sarto cinese di via Aquileia e l'altro è l'albanese. Il barbiere. E allora scendiamoci nel quartiere della presunta perdizione e incontriamo la sua gente, un ghanese e un afgano. Ti incontriamo in Piazza della Repubblica, dove c'è il Palazzo di Vetro. Ho la mia partita IVA, lavoro da solo per conto mio. A volte vado con i miei amici artigiani, lavoro con loro. Io sono ex presidente della Ghana National Association. Questa è l'associazione che unisce tutti i ghanesi in Friuli. Sei andato a scuola qui? Sì. Dove? Un po' a Malignani, poi dei Ganucci, perché abbiamo anche i negozi qui vicino e perciò sì, passiamo la giornata ogni tanto qui per prendere il caffè, per trovarci e magari quando uno è in viaggio. Sì, io aiuto tutti i ghanesi, quando uno ha problemi da riguardo al suo permesso di soggiorno ovviamente. Dopo la manifestazione, cioè tanti erano arrabbiati per quel famoso frase che avevo fatto. Ma quale frase? Cioè è una frase del primo presidente del Ghana che dice: quando i diritti degli immigrati vengono negati o ritardati si verificano eventi violenti. E questa è un'affermazione abbracciata dappertutto e è la verità, non dobbiamo nascondere la verità. Il signor qua è il primo presidente della Ghana National Association quando è stato formato a Udine. Come si chiama? Udro Mensa. Siamo a Udine sotto uno dei palazzi costruiti sotto Benetto. Il palazzo si chiama, detto volgarmente, Palazzo di Vetro. Conoscevi questo palazzo? Sì, un po' sì. Secondo me questo quartiere è un simbolo di integrazione. Ecco, torno da Marco Orioles per fare un po' il punto anche del racconto, no, che stiamo facendo questa sera. Abbiamo visto nei vari contributi, nei vari video, questa camionetta, no, dell'esercito che in qualche maniera è lì a richiamarci su una situazione, diciamo così. Sì, la camionetta fa capolino nelle mie riprese, tenete conto che io ho decine di ore di registrazione perché io col mio telefonino, io non solo passo la giornata ma riprendo tutto perché ci ho fatto documentari su quel quartiere, io ho un canale YouTube dove ci sono almeno 100 video, dove ci sono anche gli eventi che sono avvenuti in era Fontanini dove era davvero difficile perché, lo cito, noi abbiamo organizzato un evento assolutamente pacifico, si chiama Aperitivo Dadaista, in cui io ero il più giovane, sono arrivate 2 volanti della polizia alla fine di questa festa, ci hanno identificati tutti, io ripeto ero il più giovane, c'erano anche settantenni, c'era un consigliere comunale della vostra area per inciso. Questo è quello che succedeva in Borgo Stazione quando la gente, diciamo così, credo di essere una persona per bene, organizzava le feste sul marciapiede di via Roma. Ma comunque adesso, al di là delle polemiche che mi piace fare perché è giusto così, ma ecco l'importante, il messaggio, ecco io racconto il quartiere in jazz, mettendoci Vivaldi, ecco io lancio messaggi così che poi vengono intercettati dal Bangladesh, perché poi vedremo il video dalla moschea, ecco, sapete che insomma vedere dall'Italia un imam col sottofondo della musica sinta, jazz, è un po' una provocazione, però questo succede nel quartiere della Stazione, noi riusciamo a raccontare l'Islam, tema complesso, in jazz, e questa è la ricchezza di quel quartiere, e col consenso del centro islamico, dove abbiamo fatto l'aperitivo dadaista, ripeto, l'aperitivo dadaista dentro la moschea, sui tappeti, nel luogo sacro dove i musulmani pregano e dicono Allahu Akbar, questa cosa che fa paura. Noi abbiamo, Graziella Vendramin se lo ricorda, una cantante jazz, ha cantato Georgia on my mind, uno standard del jazz, sui tappeti dietro il minbar, cioè il pulpito della moschea. Questo succede in Borgo Stazione mentre Fontanini ci perseguitava e addirittura... Però adesso non entriamo, se
no in una polemica Fontanini adesso, non c'è. No, però aspetta Marco, facciamo rispondere intanto all'Audicina, se no inneschiamo proprio sul più bello una polemica senza la possibilità di far replicare. Allora, facciamo intanto rispondere all'Audicina. Diciamo che non voglio neanche replicare, perché siccome qui siamo, diciamo, a parlare di una festa che dovrebbe integrare e riavvicinare, se comincio a replicare su un'osservazione di questo tipo probabilmente litighiamo e quindi non ne vale la pena. Lancio, metto la guancia, la giro eccetera. La cosa, diciamo, che è difficile, no, dialogare con alcune volte, proprio perché tutto diventa sempre un tema estremamente politico e quindi voi siete i manigoldi, quelli che non capiscono niente e non siete in grado di accettare e di integrare nessuno che abbia un colore diverso dal vostro, e pertanto voi siete i primi che dovete tirarvi da parte. Ogni tanto io ho questa sensazione di essere trattata in questo modo, sinceramente. Io non credo minimamente di essere neanche ma proprio lontanamente una razzista che non crede nell'integrazione, per quanto faccia parte di un partito che molti vedono come invece l'apoteosi in questo senso, e quindi mi dispiace sentire, essere venuta qua a dire che comunque sono ben contenta che il quartiere delle Magnolie organizzi feste di questo tipo, che si apra la città e che spero che i cittadini udinesi lo vadano a visitare per vederne anche la parte migliore. Mi sento dire no, ma quando c'era Fontanini ha chiuso i locali, Fontanini ha proibito di bere, e beh certo, insomma, c'è stato un consigliere comunale però insomma a cui hanno tirato una bottigliata sulla testa. Non tutti forse hanno questa capacità di prendersi lo sputo in faccia e girarsi dall'altra parte, soprattutto insomma magari chi abita lì appunto e che si sente fragile, e anche questo però insomma secondo me va capito. Penso, no? Allora, su questo ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi abbiamo ancora qualche minuto, dobbiamo giustamente fare un salto in moschea e poi andiamo anche a tirare un po' le conclusioni. A tra poco. E allora eccoci di nuovo insieme, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere in compagnia dei nostri ospiti, abbiamo ancora un contributo da vedere che è insomma quello della moschea, perché con Marco Orioles entreremo insomma in questo luogo, così anche chi non ci ha mai messo piede, chi non è mai entrato ha la possibilità di vedere che cosa succede, in particolare il venerdì nel giorno della preghiera. Volevo tornare dai nostri ospiti, riparto da Vittoria Schiva per parlare un po' anche di come siete organizzati, che tipo di iniziative, in parte ce le raccontava già prima, no? Organizzate per la vostra comunità, ma poi anche proprio per creare un rapporto, una relazione con questa città che in questo momento vi ospita, che è diventata insomma anche casa vostra. Sì, noi abbiamo cominciato con le feste per la comunità ucraina, poi abbiamo fatto varie iniziative per raccontare la nostra cultura ai altri. E abbiamo fatto le fotomostre presso la parrocchia, abbiamo fatto anche un laboratorio per i bambini per la Pasqua, per decorare le uova. Abbiamo fatto varie iniziative e soprattutto sono contenta che quest'anno riparte la festa dei colori, che è pensata per i bambini ma anche per i grandi, perché per causa Covid abbiamo fatto la pausa di 3 anni. E per noi veramente questo quartiere è un centro per le nostre attività culturali. Abbiamo fatto anche 6 anni di seguito una giornata all'anno dei servizi consolari, quando i nostri dipendenti del consolato venivano a fare servizi per cittadini ucraini. Abbiamo pensato proprio quel borgo lì, perché è vicino alle stazioni sia ferroviarie sia per le corriere, e abbiamo fatto sempre lì in via Ciccogni, perciò per noi anche c'è il negozio ucraino lì in via Carducci, è un posto di ritrovo che non vogliamo cambiare, noi vogliamo che diventi sempre più bello, più sicuro, e
vogliamo continuare a fare lì le nostre attività. Saul, le faccio la stessa domanda, insomma, che attività, che cosa vi inventate? Peraltro, insomma, voi avete un appuntamento insomma, piuttosto importante e partecipato, giusto? Sì, già di quest'anno facciamo la 20ª edizione della Festa della Indipendenza dalla Colombia. Sì, è un evento che è partito a Rizzi, eravamo più o meno in 60 persone e l'anno scorso sono passato 1200 persone. Arrivano anche da fuori, da altre regioni? Sì, noi portiamo una squadra di calcio di Roma, di Milano, Padova, Treviso, Trieste. Allora diciamo che è messo a una giornata di sport e ci troviamo per assaggiare la gastronomia nostra colombiana e più per mostrare quello che facciamo a tutta una cultura friulana, no? A tutta la popolazione friulana e delle altre parti del mondo. Allora, visto che è stata citata la gastronomia, è vero che il cibo, la condivisione di cibo è sempre un bel elemento di integrazione, una buona occasione attraverso i propri piatti per conoscersi? Quello io penso che quello che si dovrebbe fare sempre per conoscere all'altro, no? Il pretesto della convivialità. Il pretesto della gastronomia è un punto d'incontro dove tu puoi assaggiare e goderti la parola dell'altro, il sapore dell'altro e intercambiare un'esperienza che veramente diventa interessante. In un clima insomma, che normalmente è sereno e rilassato e che forse aiuta, no? Anche in questo caso un confronto diverso. Ecco. No? Ecco, è così, sì. Allora ritorno dal vice sindaco di Udine, anche qui per tirare insomma un po' le somme del ragionamento che abbiamo fatto questa sera. Che cosa raccogliamo, che cosa ci portiamo a casa e che stimoli anche per possibili, diciamo, di attività, non dico strategie o politiche, ma attività future? Ma stasera raccogliamo un grande sentimento di distensione e di voglia, no? Di fare un lavoro congiunto per, come dire, migliorare quel quartiere, fare qualcosa assieme in quel quartiere e lavorare affinché quel quartiere possa tra X tempo essere un grande punto di riferimento di questa città, anche un luogo dove per esempio favorire l'opportunità e lo sviluppo commerciale, favorire l'insediamento di istituzioni, no? Che in generale oggi stanno, come dire, anche abbandonando la città per questioni di opportunità, quindi oggi tramite Borgo Stazione immaginiamo un ruolo anche udinese, no? In un territorio un po' più ampio, perché è il luogo della stazione, che è un servizio essenziale, no? Per ognuno di noi, e per prendere il treno tutti vengono a Udine a prendere il treno. Quindi tramite questo strumento immaginare uno sviluppo fortuito di questo luogo, ma capendone ancora oggi e già oggi la straordinarietà, la grande vivacità culturale e sociale, la grande opportunità che può regalare se gestito in un certo modo. Ecco, credo che il compito delle istituzioni, che evidentemente poi si succedono nei colori, ma evidentemente nella loro natura non cambiano, devono essere più presenti e probabilmente insomma, anche le istituzioni possono fare un lavoro tutte assieme diverso e più proficuo. Laudicina. Io condivido, dico anche che bisogna proseguire sulla strada della cosiddetta rigenerazione urbana, quindi in qualche maniera, anche se con grandi proteste, ma noi invece eravamo quelli che l'avevamo voluto fortemente, no? Gli studenti a casa Burgat, quindi insomma pensando che appunto questo poteva essere un elemento invece che poteva in qualche maniera far rifiorire il Borgo delle Magnolie e anche perché, come si diceva prima, ripopolarlo. Sappiamo tutti benissimo che una delle prime cose che si devono mettere in atto, no, per fermare, tra virgolette, passatemi il termine, il degrado, è proprio popolare in senso dei residenti, popolare dal punto di vista economico, commerciale. Quindi spero che in qualche maniera vada avanti anche l'interlocuzione per il famoso Hotel Europa che è là fermo, esatto, sì, è stato acquisito, quindi che prima o poi insomma spostare la direzione centrale, quindi sì, esatto, penso che anche questo diciamo potrebbe, no, in qualche maniera favorire diciamo, il rinnovamento in senso positivo di tutto il quartiere.
Allora, siamo stati nella parrocchia della Madonna del Carmine. Prima di salutarci facciamo un salto anche nella moschea, accompagnati, guidati da Marco Orioles, e poi andiamo a chiudere. Vediamo. Oggi è il Jumu'ah, che sarebbe il venerdì che noi musulmani ci incontriamo tutti quanti, vuol dire ogni venerdì alla moschea, che si fa l'abluzione, che si lava, vuol dire dove c'è il bagno, e si siede, si ascolta la celebrazione dell'imam, del khutbah, si dice. Il sermone, khutbah. Il khutbah, e dopo 10-15 minuti dal sermone si inizia a pregare. Ci siamo accostati con molto rispetto a questo luogo di culto islamico che tutti chiamano moschea. Nasce nel 2015 proprio nel quartiere multietnico di Udine, Borgo Stazione, e da allora è meta dei tanti immigrati musulmani residenti in città di tutte le provenienze che si radunano qui soprattutto il venerdì. L'imam si chiama Fahim ed è arrivato da poco da Dhaka, la capitale del Bangladesh. Il suo sermone è in arabo, ma viene tradotto in italiano da un fedele algerino arrivato a Udine più di 25 anni fa. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha raccomandato nei tantissimi detti di trattare bene i genitori. Il sermone è finito e adesso l'imam, che vuol dire guida, invita tutti alla preghiera in cui i fedeli esprimeranno la loro devozione ad Allah con i movimenti del corpo, in un unico grande collettivo orante disposto in file orizzontali. La preghiera è terminata, è ora di tornare al proprio lavoro, alle proprie case, alle proprie famiglie. Si recuperano le scarpe lasciate ai margini della zona sacra segnata dai tappeti e si sciama fuori, disperdendosi per Borgo Stazione, dove qualcuno ha parcheggiato la bicicletta o prenderà un mezzo pubblico o si fermerà a bere un caffè in compagnia. E questa era la preghiera in moschea. Allora una battuta finale di Marco Orioles rispetto a quanto ci siamo detti, poi rinnoviamo l'invito per sabato. Sì, venite a scoprire questo quartiere che è noi siamo una regione di frontiera, il Friuli Venezia Giulia, quella è una frontiera. Non sappiamo quando è arrivato il primo migrante, ma sta di fatto che quello è un laboratorio dove ben 64 popoli, sono molti di più quelli che abitano a Udine, ma lì 2200 abitanti, 40% stranieri, 64 bandiere, compreso il tricolore, che secondo me unisce tutti. Quelle magnolie che stanno fiorendo adesso sono un simbolo che può unire le diversità del quartiere, e tanti immigrati in questi giorni alzano gli occhi verso le magnolie di via Roma, le guardano divertiti e fanno foto. Per noi sarà una giornata di festa, se piove ci vediamo sabato successivo, il 16 marzo, in Borgo Mondo. Grazie allora a tutti i nostri ospiti, a tutti buon lavoro, grazie insomma per averci aiutato a raccontare questa sera in maniera diversa Borgo Stazione o il quartiere delle Magnolie, e insomma andiamoci in questi giorni prendendo spunto proprio da queste magnolie in fiore che restano sempre uno spettacolo davvero bellissimo. Invece magari di rimanere con gli occhi all'insù, abbassiamoli poi per vedere anche che cos'altro c'è in questo quartiere, senza dimenticarci appunto dei problemi, anzi, ma con l'obiettivo di immaginare come superarli e come trovarci, chissà, magari fra qualche anno a raccontare solo ed esclusivamente il bello di questo quartiere. Grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.